Canale della Giudecca, davanti alla palanca, 5:12 il mattino, neanche un'onda sul canale, le zattere dall'altra parte, sono case, pare che dopo l'ultima continuano, fanno il giro del mondo e attacca da st'altra parte, Laguna Sta, Paul Klee. Eccolo là, le 5:12 precise, arriva il gatto. Gatto ha un mototopo e molta fretta. Presto, monta, occhio l'incerata. Vedo l'incerata. Occhio l'incerata. Pesto l'incerata. Occhio l'incerata. Casco in fondo alla barca. Non c'era niente sotto l'incerata. Aio, usti! Te gatto ho fatto mal. Perché non mi hai detto occhio al buso? Mi te ho detto occhio all'incerata. Mi sono rotto la gamba, ma non gli do soddisfazione. Mototopo topo topo 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 silenzioso. Il canale per noi. Il motore fa confine del mondo. Noi dentro, il mondo fuori, va. Passano muti motoscafi di abusivi che va a battere foresti giù al tronchetto. Bianchi motoscafi silenziosi Ciga Hotel hanno nomi di venti. Scirocco, Libeccio, nella O c'è una scia profumatissima da grande albergo, Chanel, ma diesel. Mototopo topo topo mototopo topo topo mototopo topo 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 topo. Siamo al lido. Lega la barca, motore al minimo, molla un fischio, arriva un camion pieno di ceste di pan, via l'incerata, sulle tavole del ponte pane, 6, 8, 10 ceste di pane, sciacquac, vedo la barca o inclinarsi, se te ne casca una gli dico, mi fulmina con lo sguardo, non volevo portare sfiga, per fortuna arrivano i gabbiani, cocai, mi fa, guarda, quella è una femmina, vabbè, gatto, femmina, gli dà un tocco di pan e la gabbiana vola via, cocai, quello è il maschio, è il marito. Ma dai, gatto, marito adesso. Sono monogami i gabbiani, mi fa. Stanno in coppia fissa tutta la vita, sa. Però i ga imparati a sarsi un fiane aria uno cost'altro, così noi sta attaccai, noi si rovina, noi si pesta, noi si rompe tutti come i piccioni. Ti ga visti i coombi, i piccioni in piazza San Marco, tutti fatti desfai, sempre, par tutti fatti, chi domanda qualcosa, dai, dammi qualcosa. Per tutti drogai, i piccioni che spetta il pusher quotidiano, dammi qualcosa, se ti che tiri da mangiare. Il Vatorzio camminando, sa. Questa è l'unica città dove cammina i piccioni e volano i leoni. Cocai, dammi qualcosa, due specie di animali in città. Cocai, se ne vanno i piccioni, se ne vanno i colombi, se ne vanno i gabbiani e arriva un altro camion. Sul fianco ha scritto, giuro, la mozzarella di Treviso. Ho la netta sensazione che il nord-est voglia farcela da solo, ma abbia idee confuse. Carichiamo la fetida lì a prua e il gatto chiede, che ore sono? Le 6:07. Usti sono in ritardo, via, tutto gas. Mototopo, appena in tempo. C'è una grossa lancia passeggeri che ci punta sul pontile, ci fa un brutto segno e mostra di volerci speronare. Oh, gli faccio, non fagli gesti. Ci provoca. Oh, non fagli gesti, campagne, ma perché? Perché è suo il pontile, mi fa. E tu perché ci vai allora?
E dove vado mi? Non che se mica pontili per tutti. E me fa così tutte le mattine, non che vado mica moto topo 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 moto topo 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 moto topo 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 moto topo 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 moto topo topo topo. Si è riempita di barche a quell'ora del mattino il bacino di San Marco. Quante barche siete? San Pierotte, Caorline, Mototopi. Quanti siete? 400 barche, 250 licenze. E gli altri? Se abusivi, se una piaga, gli abusivi, se una piaga, moto topo topo topo, moto topo topo topo, moto topo topo topo, moto topo topo topo, barche da trasporto, barche piene di valigie, barche di biancheria sporca, barche di catering, madonna catering, barche di hardware, barche di software, che in barca pesa come l'hardware, barche piene di radicchio di Chioggia, di radicchio di Treviso, di radicchio di Castelfranco, che viene tutto dall'isola di Sant'Erasmo, barche che incontra motonavi, vaporetti, carabinieri, la finanza alle 6 de mattina, un coiciava, bolle, tutti mette la barra del timone tra le chiappe e attacca a fare bolle d'accompagnamento, moto topo topo topo, moto topo topo topo, moto topo topo topo, finanza povera gente, ze 10 anni che sto a Casteo e in medizze ancora insisti. Con quello che schiera dietro l'isola di San Giorgio, Finanza ogni mattina potrebbe andare a fare la guerra del Golfo, invece ogni notte va in guerra contro Ciosa Pellestrina. Oh, la senti? La rabbia sorda di quei posti dove non ne arriva la manna del turismo. Andava in guerra Ciosa Pellestrina con le turbo soffianti e ti spiegavano: ma che fa ben setto al mar e a turbo soffiante? Parchese come a rare. Adesso qualcuno ha ridotto, preferisce i barchini con spoiler, 130 km all'ora, robot meccanico che va diretto a dragar le pescose cavane petrolifere di Porto Marghera ogni notte. Ma li maniesti caparossoli marsi? No, non siamo mica matti, li vendiamo freschi al mercato ogni mattina. Ogni notte Finanza li insegue con l'infrarosso e va in secca sui canai. Vai, moto topo topo topo, la mattina dopo si sfoga sulle bolle d'accompagnamento. Scappiamo. Di colpo in un canale e il mondo ti si chiude, i palazzi che incombono dall'alto, sciacquac, sciacquac, sciacquac. L'ultimo tocco del muro prima dell'onda, rotto. A nudo i pali che tiene sulle case. Sopra ogni palo una pantegana cariatide, ferma. C'è un gatto a controllarla sulla riva, e stallo. Tra gatti e pantegane e stallo a Venezia da anni. L'unica bestia autorizzata a muoversi ancora a circolare? Il moto topo topo topo, moto topo topo topo, moto topo topo topo, barche di 11 metri, bestie di 11 metri che spuntano da prua, da un palazzo. Oe, che vuol dire tutto. Ara che vengo stagando, ara che vengo premando. Cosa vuol dire? Cioè, se staisse, il viene dalla nostra parte va a destra, se il prema va da quest'altra parte, questo viene da qua. Ma ci siamo noi sul canale, gatto? Sì, ma che passiamo? Gatto! Facciamo 2,70 noi, fa 3 metri il canale, fa 2,90 lui, non è questione di matematica, tarà che passiamo. E fa il pelo al palo, l'altro il pelo al muro e passa, in acqua scorre tutto, scorre, è una città diversa in acqua. È un'altra cosa, scorre, oe, coi facchini stesi sopra il carico a farsi fotografare dei giapponesi, dura vita, Scaricato il pan, la mozzarella, mi viene una fame. Finito gatto, no, andemmo a caricare le fotocopiatrici. In barca. E dove ho avuto metterle in scarsella? Andiamo dietro Rialto, un palazzo del 400 a caricare antiche fotocopiatrici. Non così antiche, va ben. Delle prime, capio? Quelle col mobile incorporato. Ne mettiamo 3 pesanti, la barca fa. Se te ne casca una, non tiro neanche su, se piende frigoriferi sto canale, non tiro su una fotocopiatrice neanche morto. Se te casca in acqua una cassa della Biennale d'Arte che ti si rovina. Avevo la concessione della Biennale d'Arte, invece che scala basso una cassa al tronchetto. Tutti abusivi intorno che te guarda, che cazzo ti ha fatto, ti ha rovinato a tua famiglia, non ti sei neanche assicurati, pagherà milioni d'anni, aspetta che guardo se sei garotto prima, vado a trovarmi sta casa, fa 4 metri di merda in apnea al tronchetto arrivare sul fondo, trovo prima un frigorifero, poi un televisore e sotto la cassa. E attiremmo in barca con 2 corde mie e mio fratello, fattoneate di acqua a tirar su.
Dice tutti intorno gli abusivi che te guardano, non ti aiuta mica nessuno. Che cazzo ti ha fatto? Che cazzo ti ha fatto? Ti ha rotto tutto. Tua moglie andrà a fare a puttana a pagare i danni che ti ha fatto. Aspetta che controllo se sei rotto. Verso a casa e è piena di piere. Grezze. Ogni piera è un buso. Ma cosa sei? Ma da essere un'installazione canadese. Ma che ne regalava un camion de piere col buso ai canadesi piuttosto di farmi 4 metri di merda in apnea al tronchetto. E ho disdetto la concessione della Biennale d'Arte. Moto topo 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 moto topo 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 moto topo 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 moto topo 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 topo. Usciamo dal Rio delle Poste e sotto Rialto mi viene una fame. Guardo l'ora, dico sarà mezzogiorno, sono le 8. Ma poi a can si attacchi alle 5 del mattino, alle 8 sbatte la fame. Usciamo a Rialto, è bloccato il canale, non passa neanche il vaporetto. Sotto il ponte 7 gondole affiancate che fa le serenate. Alle 8? Chi fa la serenata alle 8? I giapponesi. Ma niente, ma a comprare il viaggio organizzato completo se a serenata che tocca alle 8 del mattino e a ciapa. Non è quello il problema è il cantore, quello che ha fatto un dritto di serenate tutta notte, a mattina non ga più voce a cantare, e fa dammi do basi bea, dammi do basi del fuoco, te sa che mi te voglio tanto, bin, Santa Lucia, fa un mix appeal, il fisarmonicista per stargli dietro, turisti interdetti, ma tanto se tutto pagato. Il vaporetto rosso in faccia vorrebbe speronare la barca Remi alla precedenza, il gondoliere là rosso in faccia guarda il vaporetto che fa dai toccami, che te rovino, con una cooperativa da Drio, te rovino, toccami. Quando l'ultima nota finisce la canzone, un gondoliere su 7 muove 7 barche, con un colpo solo, riapre la strada al vaporetto, reo reo bateo, reo reo bateo, moto topo 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 topo. Vedo dal vaporetto uno che mi somiglia, che mi saluta, forse sono io. Non c'è niente di strano. Può succedere anche questo in questa città. Me ne vado con il gatto verso il lido, fuori in laguna un'altra volta. Si riapre lo spazio intorno alla città, c'è l'unico spazio vuoto di tutto il nord-est, la laguna. Moto topo 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 moto topo 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 moto topo topo topo, andare in moto sulla laguna, sul moto topo. Mi accorgo in quel momento che il gatto lo guida diverso da tutti gli altri. Niente barra del timone tra le chiappe, lo guida a prua, con una specie di volante. Ma che cos'è sta roba? Cosa hai fatto? Ho fatto una modifica, te piace? Ma insomma, perché l'hai fatta? Perché devo portare il pan tutte le mattine, me fa. D'estate va ancora ben, entro le 7. Il pan va consegnato alle mense, all'ospedale, a quei del vetro, all'università. Ma d'inverno col caigo, con la nebbia, certe mattine, con 7 metri di visibilità. Mica 11 metri di barca? Cosa soggio dove chi si andà intanto quei 4 metri da davanti? E in più col motor su rece non ti senti niente. E a quell'ora del mattino, in bacino di San Marco, mentre vado verso il lido, che c'è la motonave che arriva da Treporti, prima corsa del mattino, sa. Già 2 volte mi è capitato che andavo verso il lido, moto topo topo topo, moto topo topo topo, moto topo topo topo, moto topo topo topo, e sento arrivare a motonave, muram buram 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 buram. Stuo il motor mio per capire da dove che si deve arrivare. Neanche al tempo di girarmi, un fanal, 3 colpi di sirena. Che cazzo fai? Che cazzo ti fatica e ti ganca il radar? Ma non ti puoi fermarti a discutere che in quel momento mica una barca di ferro, ma è ora tonneate di naviglio che ti passa sopra senza vederti neanche commesso in moto a tutto gas. Moto topo 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 topo, appena in tempo. Goccia un colpo per Dadrio, che momenti mi era balto. Mattina dopo ho tirato corde d'acciaio, una caena, e ho messo il volante davanti. Sì, vabbè, non è un timone, avevo una 600 al garage San Marco,
che non usavo mai. Ho messo il volante sulla barca. Quando che uso a macchina o metto sulla macchina? Quando vado in barca uso sulla barca. Sono solo che cosa te pare? Che ne crompo un altro? Il gatto non lo dice. Ma mi hanno raccontato al bar della Giudecca, la Palanca, che l'hanno preso in giro per le modifiche fatte alla barca, perché appena uno ne tocca una di barca lo seppelliscono. Poi hanno visto che arrivava sempre, ogni mattina con qualsiasi tempo, e hanno preso il vizio di spettarlo. Ogni volta che c'è nebbia aspettano a sentire il motor suo che esce in canale della Giudecca. Moto topo topo topo, moto topo topo topo, moto topo topo topo, moto topo topo topo, moto topo topo. E allora, come facendo finta di niente, escono da lì i trasversi, barche che si incontrano in mezzo del canale. Oe! 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 Diretti verso il lido. Davanti lui, la luce rossa posteriore. Dietro un treno merci di barche da trasporto. Sai come quando in autostrada ti sorpassa uno col fanale rosso? Che cosa fai? Lo lasci andare o gli stai dietro? È meglio secondi Drio Calcosa o primi davanti a niente? Ma qui non c'è un guardrail lagunare e il rischio è trovarsi un pullman contromano a 3 piani sulla tua corsia ma c'è il gatto là davanti che vigila per tutti. Moto topo topo topo, moto topo topo topo, moto topo topo topo, moto topo topo topo, a fargli passare un'altra giornata, una alla volta, a questa città che non galleggia ma lavora per tenersi su.